benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Catania saluta Enzo Trantino, uno dei suoi figli più illustri. L'arcivescovo Renna è stato un pilastro, ha servito la collettività, i cittadini prendano esempio. Gremita la cattedrale, all'esterno lo striscione, la tua storia, la nostra storia. Non ci sono vite segnate per sempre. Il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Di Bella, incontra gli studenti proponendo un futuro di legalità anche ai giovani che vivono in famiglie condizionate da mafia e criminalità. Natale a Palermo, acceso l'abete in piazza Politeama, presepi, pattinaggio sul ghiaccio, concerti gospel, tante le iniziative in questo mese di festa, compreso il concerto di Capodanno di Biagio Antonacci. Manifestazione contro la crisi idrica a Enna, la città continua a ricevere l'acqua ogni 6 giorni, razionamento pure a Natale. Intanto Sicilacque collega i nuovi pozzi di Butera all'acquedotto di Blufi. Anche l'Italia guarda con attenzione al virus ancora sconosciuto che si sta diffondendo in Congo. Controlli su voli e navi in arrivo. Il virologo Pregliasco al nostro TG, nessun allarmismo. Spettacolo, Vasame, l'amore è rivoluzionario, a modica, musica e prosa, poesia e pittura, ma anche ironia e risate con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello. Calcio, Palermo in campo alle 15 in casa della Carrarese. Dionisi chiede ai suoi un segnale di continuità dopo la vittoria contro lo Spezia. Serie C, il Catania domani a Taranto. Toscano perde Guglielmotti e Luperini e ritrova Lunetta. Oggi pomeriggio il Messina riceve il Foggia. Domani big match per il Trapani che attende il Benevento al Provinciale. Ciao Enzo, Catania saluta Enzo Trantino, uno dei suoi figli più illustri. L'arcivescovo Renna ricorda, è stato un pilastro, ha servito la collettività, i cittadini prendano esempio. Gremita la cattedrale, all'esterno lo striscione, la tua storia, la nostra storia. Tonino De Mana. La toga sulla bara, quasi ad accarezzarla, perché dentro c'è Enzo Trantino, una persona che ha unito destra e sinistra, avversari politici, avvocati, magistrati, amministratori e tanta gente comune. È stato un pilastro della vita pubblica di questa città e del nostro paese. Le parole dell'arcivescovo Luigi Renna certificano la grandezza del professionista, del padre, del nonno, doti umane che si mescolano alla passione, alla sapienza e alla conoscenza. Stracolma, come prevedibile, la cattedrale di Catania per il funerale del politico nato 90 anni fa, Licodia Eubea, parlamentare per ben 9 legislature. In prima fila, naturalmente, il figlio Enrico, sindaco di Catania, affiancato dai familiari tutti ed attorniato dalle massime autorità civili, religiose e cittadine. Tra i presenti anche il ministro della protezione civile, Nello Musumeci. I suoi ideali sono stati sempre coerenti durante l'intero arco della sua vita. Non dite Enzo Trantino è stato di altri tempi per la caratura morale. Lui è stato uomo del nostro tempo, in tanti. Traggano esempio da lui affinché nessuna linea temporale rimanga orfana del suo ricordo. Lui ha reso bella e grande questa città come ognuno di noi può fare. Toccante il ricordo del nipote Vincenzo, dalla tua poltrona al nostro letto, ci illuminavi la vita, ci proteggevi nei momenti di sconforto, eravamo complici e tu, nonno, eri il mio migliore amico. Applausi e tante lacrime hanno salutato anche la consegna di uno storico fascicolo che sarebbe stato offerto il 19 dicembre prossimo in occasione del 60° anniversario di avvocatura. Non è arrivato in tempo Enzo, ma sarà comunque una festa. All'esterno, ad accogliere il principe del foro Enzo Trantino, anche un enorme striscione. La tua storia, la nostra storia, da tramandare a figli, nipoti e a quanti l'hanno conosciuto. Per ricordare Enzo Trantino, questa sera alle 21 su Antenna Sicilia e domani alle 14.30 su Telecolor andrà in onda la sua ultima intervista televisiva.
realizzata in una faccia a faccia del 2016, nella quale Trantino si è raccontato al pubblico rispondendo alle domande di Luca Ciliberti. Parte della stessa intervista sarà trasmessa nell'appuntamento con Il Punto di oggi su Telecolor alle 14:30. Non ci sono vite segnate per sempre, lo ha ribadito ai giovani il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in un incontro del progetto Liberi di scegliere. Desiree Ferlito. Un focus sul contesto criminale che i giovanissimi sono costretti spesso a subire perché cresciuti in famiglie segnate da mafia e delinquenza. Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni a Catania, ha incontrato cuore a cuore i giovani dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Parini per l'iniziativa Liberi di scegliere. Siamo riusciti ad aiutare tanti ragazzi, tante mamme a emanciparsi dalla cultura criminale, quindi si può fare, bisogna crederci, bisogna poi soprattutto informare i ragazzi. Il progetto ha una duplice valenza, giudiziaria ovviamente, ma anche culturale. Andiamo nelle scuole per sensibilizzare insegnanti e ragazzi su questi temi che coinvolgono tutti. Allora ha raccontato le numerose esperienze vissute da magistrato a capo di un ufficio che ha avviato un percorso di allontanamento dei giovani dalle famiglie mafiose, perché spesso, quasi sempre, il contesto dell'infanzia vissuta si ripercuote sul futuro. Oggi ho parlato dei boss catanesi, dei grandi boss catanesi del passato. Sono stati tutti ragazzi di un quartiere, di una famiglia disagiata, che purtroppo nel corso dei decenni e nell'assenza delle istituzioni, non andando a scuola, hanno compiuto la loro progressione criminale. Un Erasmus di legalità, come a lui stesso piace definire i suoi incontri con i giovani, per questi adolescenti e bambini che nel corso della loro vita hanno vissuto solo in un contesto, cresciuti nella tela del ragno, imbevuti di quel tipo di cultura mafiosa. Il suo messaggio ai giovani è però carico di speranza. Non ci sono vite segnate per sempre, io penso che la rassegnazione confina con l'alibi. Restiamo a Catania, dammi 30.000 euro più gli arretrati, intimava così il boss Aldo Ercolano, che è stato condannato a 4 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di una concessionaria di auto, e la tangente non è mai stata pagata per l'opposizione del commerciante, che si è rivolto alle forze di polizia. A Palermo 2 giovani con il volto coperto da berretti e sciarpe hanno rapinato una farmacia in via Sferracavallo. Uno, armato di una mazza, ha minacciato il titolare, svuotata la cassa, i 2 sono fuggiti. I carabinieri hanno arrestato ad Acicatena un uomo con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La donna, che aveva già presentato querela nei confronti dell'uomo, nei giorni scorsi si era recata in caserma per denunciare nuove minacce, aggiungendo dettagli a un precedente esposto. La polizia di Catania ha incontrato a Palermo l'accensione dell'abete di Natale ha dato il via agli eventi del dicembre delle feste. Il clou, la serata del 31 con il concerto di Biagio Antonacci. Marco Gullà. L'illuminazione dell'abete, impreziosita dalle armonie del coro di voci bianche del Teatro Massimo e dalle sfere realizzate dai bambini dei reparti oncologici, dà inizio a un mese di eventi dedicati alle festività natalizie a Palermo. Eccolo l'albero acceso a Piazza Ruggero VII, meglio conosciuta come Piazza Politeama. Un mese di eventi, il clou sarà il 31 dicembre, quando a brindare assieme ai palermitani per il concertone di Capodanno ci sarà il cantautore Biagio Antonacci. Come ormai vi ha abituati questa amministrazione, ci ha abituato questa amministrazione, ci sarà un artista di primo piano, sarà Biagio Antonacci, artista ovviamente apprezzatissimo, scelto per le sue qualità ovviamente musicali, canore e artistiche, e scelto perché è un artista trasversale rispetto anche alle fasce generazionali. Dai presepi in mostro viventi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, dai concerti gospel alle rappresentazioni teatrali, passando per i villaggi di Babbo Natale, e le iniziative per i bambini sono tantissime e variegate, le iniziative in programma a Palermo e provincia. Non solo ci sono grandi nomi, ma c'è soprattutto ancora una volta l'affermazione di un metodo e di una opportunità. Il metodo è quello della collaborazione tra istituzioni, fondazioni, il coinvolgimento di associazionismo, volontariato,
c'è solidarietà e l'opportunità è quella di avere una squadra e risorse per poter estendere questo progetto e questo programma a tutte le aree della città. Iniziative anche nelle periferie per un Natale sempre più inclusivo. La Polizia di Catania ha incontrato i piccoli pazienti oncologici, dando vita al villaggio della legalità. Volanti, moto, unità cinofile a disposizione dei ragazzi che sono diventati piccoli detective per un giorno. Desiree Ferlito. Un momento di incontro tra la Polizia di Catania e i ragazzi dell'associazione LAD, l'Albero dei Desideri, che da oltre 5 anni, utilizzando arte e creatività, realizza laboratori, iniziative e progetti per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti di oncologia pediatrica ed impedire alla malattia di ostacolare il processo naturale di crescita. Le volanti, le moto, i cavalieri e le unità cinofile e la polizia stradale hanno dato vita al villaggio della legalità, il cui obiettivo è stato quello di far germogliare anche nei più giovani la consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole e del bene comune e degli altri. Coinvolgente per i piccoli pazienti il confronto con gli agenti della squadra volanti, che hanno mostrato le moto e le auto con cui quotidianamente svolgono il loro servizio di controllo sul territorio. L'incontro interpreta appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato, esserci sempre accanto alle persone in ogni circostanza. Nel parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento una guida audio e video per disabili sensoriali renderà fruibile il sito Patrimonio dell'Umanità. Davide Sardo. Nella Valle dei Templi di Agrigento un deficit sensoriale non è più un ostacolo alla fruizione di questo bene patrimonio mondiale dell'umanità. Arriva Video Segnart, l'applicazione multimediale su smartphone che consentirà ai visitatori con difficoltà sensoriali l'accesso a un servizio di video e audio guida turistica. Poter tramite un'app, ormai il telefonino lo usiamo tutti, in particolar modo chi non vede, poter usare un'app accessibile per poter fruire dei nostri beni è sicuramente una cosa di grande applauso e di grande piacere per noi. L'iniziativa presentata a Casa San Filippo, la sede del Parco dei Templi. E oggi presentiamo un'app che riguarda la narrazione in maniera teatralizzata per sordi e per non vedenti o ipovedenti di alcune aree della valle, i monumenti principali, giardino sensoriale. Il parco archeologico investe per abbattere le barriere architettoniche che, se mancano, rendono inaccessibile l'accesso per i diversamente abili. Voltiamo pagina, la crisi idrica continua a tenere in ginocchio la Sicilia centrale, nuovo corteo ieri sera di protesta a Enna, dove il Comitato Senz'Acqua chiede di togliere ai privati la gestione idrica e un sistema pubblico più equo. Maglio Viola. Enna scende in piazza contro la crisi idrica e contro una distribuzione dell'acqua che considera iniqua. Circa 300 persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Garibaldi, dove ha sede la prefettura, per partecipare alla manifestazione organizzata dal Comitato Senz'Acqua Enna e denunciare la cattiva gestione dell'emergenza idrica che mette in ginocchio la città. Con cartelli, striscioni e fischietti hanno sfilato lungo via Roma fino alla sede proprio di Acqua Enna, il gestore del servizio idrico più volte contestato dal movimento, che nei mesi scorsi ha anche presentato un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Anche la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla gestione della crisi. I partecipanti alla manifestazione hanno rilanciato ancora una volta il tema della gestione pubblica dell'acqua, chiedendo a gran voce lo stop all'affidamento delle società private e lamentando l'assoluta assenza di istituzioni e rappresentanti politici. Dopo il distacco dalla diga Ancipa, Enna continua ad avere l'acqua ogni 6 giorni e il razionamento, ha annunciato l'ente gestore, sarà costante anche durante il periodo natalizio. Attualmente la città è fornita da 2 pozzi, Bannatelle 3 e il surplus proveniente da Leonforte. Non si conosce quando verranno messi in funzione gli altri pozzi, Bannatelle 2 e 5, che non sono ancora legati alla rete comunale. Intanto la pioggia ha fatto salire il livello dell'Ancipa, che oggi può contare su 1.700.000 litri d'acqua in più. Terminato a tempo di record anche il bypass dell'acquedotto Blufi, 1,5 km di tubatura che collega i pozzi di Butera di Caltacque al serbatoio di distribuzione di Caltanissetta e San Cataldo, una risorsa che potrebbe permettere di riallacciare parte dell'Ennese proprio all'Ancipa. Anche l'Italia guarda con attenzione al virus ancora sconosciuto che si sta diffondendo in Congo.
controlli su voli e navi in arrivo. Il virologo Pregliasco al nostro TG dichiara: finora è tutto contenuto, nessun allarmismo. Francesco Aloi. La situazione del Congo ovviamente ci deve preoccupare, ma in un senso di reazione che deve esserci a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nessun allarmismo, parola dei virologi. Nelle ultime settimane il Congo è diventato focolaio di una malattia ancora sconosciuta. Potrebbe essere anche un virus o un batterio conosciuto, potrebbe essere il morbillo, la malaria, il Covid, l'influenza o, considerando anche la storia del Congo, un virus che ha avuto un passaggio da animale a uomo. I sintomi sono simili a quelli influenzali: febbre alta, mal di testa, tosse. 100 i decessi nel giro di un mese e tra i più colpiti ci sono i giovani, tra i 15 e i 18 anni. Che si tratti un po' come per il 2009, il virus H1N1, che si tratti sì di un virus nuovo, quello appunto della cosiddetta suina, ma che bene o male era circolato in una variante nel passato, colpendo meno gli anziani che nel passato appunto avevano avuto una quota di protezione. Il mondo intanto guarda con attenzione a quanto sta accadendo. Anche il nostro Ministero della Salute ha innalzato i controlli, soprattutto su voli e navi in arrivo. Per gli esperti giusto tenere alta la guardia, ma evidenziano che al momento è tutto contenuto. Un sospiro di sollievo per tutti, anche perché queste immagini di appena qualche anno fa appartengono ad un film che nessuno vorrebbe più rivedere. Ricordiamo appunto le parole di Pregliasco: nessun allarmismo. Passiamo allo spettacolo Basame, l'amore è rivoluzionario. A Modica, musica e prosa, poesia e pittura, ma anche ironia e risate, con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello. Il servizio è di Veronica Barbarino. Sonorità mediterranee e interpretazioni appassionate in un'atmosfera intima e coinvolgente, capace di emozionare e divertire. Si celebra l'amore sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con Basame, l'amore è rivoluzionario. In un mondo in cui spesso siamo avvolti da violenze, guerre, egoismi, Marisa Laurito con la sua travolgente presenza scenica ed Enzo Gragnaniello, artista di rara sensibilità, hanno raccontato l'amore attraverso i classici della canzone napoletana e i brani più celebri del cantautore. Un momento di poesia, di arte, perché noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo un'anima, uno spirito che vuole alimentarsi di bellezza, di arte. Ma pensate che la vera rivoluzione si può fare cominciando dallo spirito. Lei dipinge un quadro mentre lui incanta con la sua musica. Lei racconta storie di vita e di amore in poesie, lui crea la magia. Io credo che oggi ci sia bisogno molto di parlare dell'amore, perché siamo circondati da orrori, da guerre, da aggressività, e quindi è molto importante. Noi questo spettacolo lo facciamo veramente perché sarebbe bello mettere un piccolo seme in tutti quelli che ci vengono a vedere, per dire che l'amore è la vera rivoluzione che possiamo fare. Vi ricordiamo oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia Il Punto con Luca Siliberti. Oltre all'omaggio dedicato a Enzo Trantino, si parlerà di caro voli con l'assessore regionale dei trasporti Aricò e ci sarà poi un'inchiesta esclusiva. Le medicine salvavita sono diventate ormai impossibili da acquistare per i meno abbienti, che per queste feste dovranno scegliere tra la salute e i regali di Natale. Adesso facciamo una pausa per il calcio, tra poco parleremo del Palermo che alle 15 sarà in campo a Carrara e poi del Catania verso il Taranto alle prese con nuove assenze. State con noi, a più tardi.
Calcio Serie B, Palermo all'assalto della Carrarese. Dionisi chiede ai suoi di dare seguito alla vittoria contro lo Spezia. Marco Gullà. Per la prima volta nella storia il Palermo giocherà contro la Carrarese. Alle 15 Rosanero a Carrara proveranno a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa contro lo Spezia. La sfida dello stadio De Marmi sarà ricca di insidie. Di fronte ci sarà un avversario che in casa gioca un buon calcio. I rosa quest'anno non hanno mai perso contro le neopromosse, ma dopo aver battuto la Juve Stabia sono stati bloccati sul pareggio prima dal Cesena e poi dal Mantova. Hanno realizzato più punti di quanti ne abbiamo realizzati noi in casa, quindi la dice lunga sull'avversario che affronteremo, un avversario che insomma aggressivo, un avversario che cerca di non lasciarti giocare, magari ti concede i primi 30 metri e poi dopo non hai spazio, quindi non sarà una partita facile per niente e sicuramente nelle scelte cercherò di tenerlo in considerazione. Squadra che vince e convince non si cambia. Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto lo Spezia. Il tecnico comunque conserva qualche dubbio, soprattutto riguardante Gomez, ma alla fine potrebbe optare per gli stessi 11 di domenica. In avanti sulla destra ci dovrebbe essere Insigne, a sinistra ancora Di Francesco. Henry sembra in largo vantaggio sull'Edo Aron per il ruolo di prima punta nel 4-3-3. Turno dell'Immacolata in Serie C, il Catania sarà di scena a Taranto, Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze, non ci sono Guglielmotti e Luperini, torna Lunetta. Marco Carli. A Taranto per non sbagliare, il Catania contro l'ultima della classe, gravata da 10 punti di penalizzazione reduce da 3 sconfitte di fila, cerca di riprendersi quello che ha perso in casa con la Cavese, di ritornare al successo lontano dal Massimino che manca da 2 mesi. Toscano vuole che tutti diano qualcosa in più. Per dare più continuità, per dare più incisività soprattutto sotto porta, ci abbiamo lavorato tutta la settimana, adesso bisogna trasferire in campo tutto quello che abbiamo su cui abbiamo lavorato per riportarlo in campo. Non ci saranno tifosi etnei, mentre la capienza dello Iacovone è limitata a poco più di 3.000 posti per via dei lavori che interessano lo stadio. Il Taranto prima di tutto, poi altre 2 partite nel 2024 che definiranno il futuro in classifica anche sul mercato. Toscano per lo Iacovone deve fare i conti con altre assenze, si ferma Guglielmotti così come Luperini, ma torna Lunetta. Geca viene con noi, anche se non è in perfette condizioni, la spalla un po' lo limita, però ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, quindi sarà con noi. Non ci saranno Luperini, non ci sarà Guglielmotti, Lunetta sì, ci sarà. Adamonis ha avuto un problema, una forte contusione, non sarà disponibile. Non bisogna parlare né di mercato né di vacanze, perché mi incazzerei seriamente. È un momento di concentrarsi su queste 3 partite che per noi possono cambiare tante cose. Taranto-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live a partire da mezz'ora prima dell'inizio del match, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, al termine le interviste ai protagonisti in anteprima. Impegni casalinghi per Messina e Trapani. I giallorossi ospitano nel pomeriggio il Foggia, mentre la formazione granata riceverà domani la capolista Benevento. Sergio Colosi. I destini di Messina e Trapani si intrecciano per l'ennesima volta, mai come adesso però possono segnarne il futuro. Messina Foggia oggi pomeriggio al Francoscoglio e Trapani Benevento domani sera al Provinciale valgono oltre 3 punti. In palio ci sono il futuro societario e tecnico del Messina, solo tecnico del Trapani. Il rinvio sull'acquisto del club giallorosso lascia presagire che il cambio potrebbe non concretizzarsi, annullando il contratto preliminare. Incertezza che non ha aiutato la preparazione alla sfida contro il Foggia in serie utile da 4 giornate. Le dimissioni del direttore sportivo Pavone, prossimo sposo del Trapani, hanno ulteriormente complicato la settimana, completata dalle incertezze del tecnico Modica, che potrebbe seguirlo a Trapani a patto che venga liberato da Sciotto entro il 20 dicembre. Situazioni che potrebbero subire accelerazioni in caso di risultati negativi del Messina contro il Foggia e del Trapani con la capolista Benevento.
Antonini domani siederà in panchina accanto ad Aronica, scelta che delegittima l'allenatore vicino all'esonero. Contro il Foggia degli ex Mausso e Zunno destinati alla panchina, Modica conferma l'11 che ha vinto a Torre del Greco, unica possibile variante Ortisi a sinistra. In casa Trapani giocano dall'inizio Spini sulla tre quarti e Falli in attacco con Lescano. Torna titolare Silvestri e dopo la squalifica rientra Benedetti. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie, buon pomeriggio.